Ed ecco la situazione meteorologica. Una vasta saccatura nord atlantica si estende fin verso le Canarie e in modo indiretto agisce anche sul Mediterraneo, imprimendo flussi meridionali seppur deboli che stanno raggiungendo anche la nostra regione. Nel pomeriggio di oggi nuvolosità che andrà aumentando un po' su tutta la Liguria e con essa anche l'instabilità con inevitabile maggior rischio di rovesci seppur deboli soprattutto su centro-levante. Qualche timida schiarita sull'estremo ponente. Venti deboli al più moderati da sud-sud-est e sul centro-levante, deboli da nord a ponente con mare poco mosso. Temperature stazionarie massime non oltre i 20 gradi. Per domani, giovedì 13 novembre, i tecnici della Limet prevedono ancora cieli coperti sul settore centro-orientale e possibili deboli piovaschi intermittenti, in particolare al centro della regione. Cieli molto nuvolosi altrove, possibili schiarite alternate a lunghi periodi caratterizzati da nuvolosità bassa serrata, ampie schiarite in mattinata sull'imperiese occidentale. Venti da sud-est tesi con mare generalmente mosso. Le temperature stazionarie avranno una minore escursione termica tra il giorno e la notte.